riesce qui a controllare Cappelletti, allora Seferi, palla sul sinistro, deviato, la blocca in due tempi De Santis. Prima occasione creata dalla Roma Calciotto con il suo capitano Seferi. Il numero 16, palla sul sinistro, prova a sfondare di cattiveria, Seferi va con il sinistro, deviato, è il 2-0 della Roma Calciotto, gol cercato proprio di cattiveria dal numero 16 che è riuscito a bucare la rete, a portarsi a quota 24 gol in campionato, è il 2-0 per i giallorossi. Zona Leacche proprio per le tanti reti del bomber numero 9 negli ultimi minuti. Nel frattempo però Seferi riceve palla lato corto dell'area, lascia partire il sinistro, non riesce ad intervenire De Santis, riallunga le distanze la Roma Calciotto portandosi sul 3-1. 16 dopo lo scambio con Marrocco, limite dell'area, ci prova Seferi, il tiro deviato, palo per la Roma Calciotto, non è finita, Pisapia, il tiro vicinissimo all'angolino, Seferi prova il sinistro, pericolosissimo qui il tiro del numero 16, forse il migliore in campo dei suoi. Supera adesso il centrocampo, il numero 10 va verso testa che prova a girarsi, poi di sponda per il numero 10 che calcia sul secondo palo, arriva con un tapin vincente il numero 9 Merelli che accorcia le distanze, fa 4-2 l'assist di Mellaro. Ancora Succi, finta il tiro, arresta poi il pallone, va a servire Seferi, una serie di dribbling del numero 16 che entra in area, appoggia all'indietro verso Liotti che finta il tiro, un po' lezioso qui il numero 10 Liotti che si appoggia su testa, il tapin è vincente, poi sembra proprio di Seferi che fa 6-3 per la Roma Calciotto che chiude la partita a 30 secondi dalla fine.